Ascoltateci, fate una cortesia, cercate di capire. Una famiglia straziata dal dolore, due comunità che piangono la morte di una bimba di 2 anni, si sono svegliate così, Mogliano Veneto e Cazzago di Pianiga. Subito la notizia che Vittoria D'Amico non ce l'ha fatta. La piccola che viveva nella casa dei genitori a Cazzago di Pianiga è morta poche ore dopo il tragico incidente avvenuto nella casa dei nonni. Vittoria stava salendo le scale quando si è aggrappata ad una colonnina in cemento che reggeva un vaso e gli è caduta addosso. La bimba è rimasta schiacciata. Da subito le sue condizioni ai soccorritori sono apparse molto gravi, poi la corsa all'ospedale, ma per la bambina non restava più nulla da fare. Trauma da schiacciamento toracico e cranico, dice il referto. Questa mattina i nonni si sono recati in obitorio per vedere il corpo della piccola. Il parroco della parrocchia di Sant'Antonio, appena saputa la notizia, si è stretto attorno alla famiglia. La comunità è rimasta attonita, è rimasta sconvolta da questo evento. Credo sia il momento in cui bisogna davvero rimanere uniti e uniti a questa famiglia, con le parole che possiamo dire come uomini, come donne, come amici e con le parole della fede. Una tragica fatalità è quanto conferma la dinamica ricostruita in serata dai carabinieri. Oggi in procura è stato aperto un fascicolo sul caso. I nonni paterni sono stati iscritti sul registro degli indagati per omicidio colposo, un atto imposto dalla procedura, anche se tutto fa pensare ad un fatto accidentale, in quanto i nonni avrebbero sempre tenuto sott'occhio la bambina all'interno della villetta.